Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, salve, benvenuti. Sto settando un attimo la televisione per vedere meglio, diciamo, la live. Eccoci qua, abbiamo fatto. E salve a tutti, salve, benvenuti, una nuova live di Reni Retro. Questa volta dobbiamo fare un altro sfogliamo insieme. Sto indietrissimo con un sacco di riviste di cui va fatto lo sfogliamo insieme, di cui va fatto lo sfogliamo insieme. Comunque, piano piano recupereremo, compatibilmente con i tempi che ho a disposizione. Allora, sono le ore 11.06, sono le 11.06 di questo 22 maggio 2025. Come vedete, anche maggio corre e scappa via, siamo quasi agli sgoccioli di questo mese, poi arriverà giugno, l'estate, luglio, agosto, vedremo quello che riusciremo a fare durante questa estate. Io intanto continuo con queste live, dovrei continuare a fare anche degli installiamo insieme, ma mi sono fermato anche lì perché ho avuto un sacco di impegni familiari. Anche oggi non vi nascondo che ho poco, se non pochissimo, tempo da dedicare a questa live, però dovrei farcela a fare lo sfogliamo insieme. Allora, è uscita, come oramai già saprete perché è già qualche giorno che è in edicola, questa rivista edita sempre da Sprea Editori. Questa è la quarta di copertina, vedete? E niente, praticamente è la numero 8 di una rivista che oramai è diventata iconica per gli appassionati di retro computer, ok? Retro computing, eccetera. La volevo sfogliare insieme a voi davanti all'edicola, però quando l'ho presa, mentre chiacchieravo con l'edicolante, l'ho sfogliata e devo dire che anche questo numero è pieno di informazioni, è pieno di ricordi. Io con l'edicolante più giravo pagine e più facevamo un tuffo nel passato con questa rivista. Allora, durante questo, diciamo, questo sfogliamo insieme, volevo fare anche l'unboxing di questo, se ce la facciamo. Poi io sto sempre indietro con le riviste di Passione Amiga, insomma, vabbè, tanta carne da mettere al fuoco. Allora, quindi io direi di non tergiversare oltre ed andare subito ad aprire e vedere le primissime pagine di questa rivista uscita proprio qualche giorno fa, e quindi la trovate sicuramente in edicola. Se andate presso una qualsiasi edicola la trovate sicuramente. Ed ecco qui l'editoriale, subito l'editoriale. Ovviamente qui c'è, diciamo, la pubblicità ad un'altra rivista sempre edita da Sprea Editori, questa volta dedicata alla musica rock, e qui si parla di Jim Morrison, The Doors, diciamo un gruppo che ha fatto la storia dagli anni 60, 70, anche 80 e 90, diciamo, ce lo ricordiamo ancora oggi, per carità. Però non è una live dedicata alla musica questa, ma più una live dedicata al retro computer. L'atavica paura della tecnologia, ecco, quella che ho io. Ieri vi racconto questo, diciamo, aneddoto molto veloce, perché mio padre, saluto mio padre e mia madre che mi seguono non in live ma in differita, quindi mi seguono, mi fa piacere che guardino le mie live anche in differita. Un attimino solo che ho un programma che mi è andato in errore. Come sapete, questo mio PC è un Windows 7 vecchio come il cucco, il sistema operativo, però il PC è molto buono. Allora, e quindi dicevo, ieri sono andato da mio padre perché ha aggiornato la sua connessione internet, praticamente da Fastweb. Lui aveva un router Fastweb e tutto Fastweb, è passato a Sky. Ok, gli hanno fatto una ottima offerta che durerà secondo me un paio d'anni. Di solito durano tutte quante
un anno o 2 anni queste offerte, e quindi gli hanno mandato un nuovo router, e quindi andava dismesso quello vecchio, che tra l'altro lo deve riconsegnare a Fastweb. Quindi gliel'hanno pure chiesto indietro, cosa che con me non hanno mai fatto. Io sono pieno di router Telecom, Fastweb, ma i miei sono molto vecchi. Quello suo dice che era circa un paio d'anni che ce l'aveva, e quindi gliel'hanno chiesto indietro. Mi ha detto di andare lì perché lui, con tutto che non è uno super tecnologico, però ha una marea di apparecchi connessi alla rete. Salve, ciao Salvatore. Ciao Salvatore, benvenuto da Facebook. Dobbiamo sfogliare insieme questa rivista. E quindi io sono andato lì per riconfigurare il router nuovo in modo da poter evitare di andare apparecchio per apparecchio, perché lui ha due televisori, ogni televisore è smart, quindi lo devi mettere in rete, ogni televisore ha la sua Fire Stick TV, quindi anche ogni singola Fire Stick va rimessa in rete. Poi oltre a questo c'è il tablet di mia madre, c'è il telefonino di mia madre e di mio padre, ha le webcam, le telecamere di videosorveglianza, c'ha un sacco di apparecchietti che vanno in rete, che andavano riconfigurati. Ha la stampante wireless, insomma non è proprio facilissimo. Allora io che cosa ho optato? Ho detto: adesso prendo la buongiorno Renato, faccio un passaggio veloce, sono al lavoro, mi gusterò la live nel pomeriggio in differita. Grazie mille di essere passato, un saluto ad Andrea. Grazie, ne approfitto, saluto anche, ci siamo visti stamattina alle 6:15, 6:30, quando lui ha aperto una live, l'amico Luca Cusani. Andate sul suo canale Luke74 Channel, andate a iscrivervi, perché ne vale la pena. Oggi lui era di ritorno a casa dal lavoro perché aveva fatto il turno notturno e quindi adesso starà dormendo. Lo salutiamo, gli avevo detto che l'avrei menzionato ugualmente, perché lui mi ha detto che avrebbe visto questa live in differita, e quindi magari nel pomeriggio o quando potrà si vedrà questa live. Mentre domani sera ci sarà la sua di live, sempre verso le 9:15, 9:30, più o meno quell'orario lì, ok? Quindi stavo dicendo, dovevo riconfigurare il nuovo router, e quindi ho pensato di dare alla rete. Io le reti ce le ho sempre separate con due nomi diversi, sia quella 2,4 GHz che quella 5 GHz. Quindi gli ho dato lo stesso identico nome con la stessa identica password, per evitare di andare a configurare. L'unica cosa che mi ha dato un po' di problemi, devo dire, è il range extender, sempre di Sky, che ho dovuto riconfigurare per fare da range extender invece lui aveva il router di Fastweb, adesso ha il router di Sky, e il range extender marcato Sky doveva fare da range extender al nuovo router. Quello è stato l'unico un po' più che mi ha dato un po' di problemi, però il mio grande rammarico e i grandi problemi che ho avuto quali sono stati? Alla fine per i nuovi giovani non è un problema, ma per i vecchi come me, per quelli che vengono dalla configurazione dei router Cisco, degli apparati HP eccetera, tutto in modalità testuale o anche più semplicemente in modalità video tramite un browser web da PC. Questi nuovi router si configurano quasi completamente solo con le loro app sul telefonino. Allora io ho provato a fare l'accesso tramite l'IP address, mi compare una schermata con scritto: se volete cambiare queste impostazioni dovete collegarvi tramite l'app Sky Wi-Fi. Allora sul telefonino di mio padre, non sul mio, anche perché pure il mio telefonino è bello vetusto, non dico come il PC, ma poco ci manca, non riesco a installare nessuna app perché la memoria è piena, vabbè. Quindi sul telefonino di mio padre sono andato a installare questa nuova app che si chiama Sky Wi-Fi, che ha visto immediatamente il nuovo router, mi ha fatto entrare, mi ha fatto cambiare nome alle due reti wireless che io le ho separate, quindi quella 2,4 GHz e quella 5 GHz. Ho messo stesso nome, quello vecchio, che stessa password, e quindi tutti gli apparecchi poi, tranne come ho detto il range extender, si sono connessi in automatico
e non c'è stato granché di problemi. L'unico tempo che si è perso è verificare che tutto funzionasse correttamente, quindi accendere la televisione in modalità smart TV, accendere la Fire Stick, vedere che funziona, poi accendere di là, televisione, ok funziona, Fire Stick, ok funziona, la webcam con la sua app che si connettesse, diciamo tutto l'ambaradam, e quindi ci vuole sempre, diciamo, lo stesso tempo. Io però, che vado avanti con gli anni, comincio a vederci poco, vedere tutto su uno schermo di un cellulare, ok, che poi la metà dello schermo è occupato dalla tastiera, perché quando andate a fare una configurazione sotto, metà schermo vi occupa dalla tastiera, poi io ho le dita grandi, quindi con un dito solo premevo 2 o 3 tasti, quando si tratta di mettere password, sicurezza eccetera può essere un problema, ok? Quindi io sono, diciamo, sono diventato un po' contro tutta questa tecnologia nuova, che praticamente senza di questo non si fa più nulla. Senza questo telefonino, questo senza smartphone, non puoi neanche più configurare un router, ok? Sì, ti fa entrare in modalità sola lettura e ti dice guarda, per modificare queste impostazioni apri l'app. Vabbè, apri l'app. Se uno non ce l'ha sto telefonino, però purtroppo ce lo deve avere per forza. Quindi abbiamo visto questo editoriale in cui ho aperto la parentesi per salutare i miei genitori e per raccontarvi questo mio episodio accaduto ieri. E infatti ecco perché ieri non sono riuscito a fare la live. Ecco qua il sommario, l'indice, quello che volete, come lo volete chiamare, cioè ciò che contiene questo numero 8 di retro computer. Tra l'altro qui si chiama proprio dal 1980 al 2000 i PC che hanno fatto la storia. E qui si parlerà dei computer del 1982, Commodore PET, Amiga 600, Simone Goodwin, Spectrum, poi c'è Wapuro, vabbè, Amstrad PC, Minitel, Intel, Simon Basic, ancora si parlerà del Simon Basic, l'Ombriu, poi The Italian Crackdown, poi la Sun, poi dirò pure qualcosa nella mia esperienza con la Sun Microsystem, poi la famiglia del Keytronic 85, il vecchissimo cretino, qui c'è scritto, vabbè, Frank Computer Magazine, la storia dei browser, Second Life, supereroi a 8 bit, Computer Nostalgia 80-90, vedi, hanno dedicato pure diciamo, un inserto a Computer Nostalgia 80-90, è un canale, andatelo a seguire qui su YouTube, perché fanno dei video molto molto interessanti. Computer Nostalgia 80-90, seguitelo, Escop, poi c'è Retro Libri, la borsa del computer e sul prossimo numero. Allora, guardate qui, si comincia a parlare già cosa puoi fare oggi con un computer del 1982, lì c'è un Commodore 64, guardate quel logo che compare dentro quel monitor rosso, quello è il logo di Retro Campus BBS, una delle ultime, se non l'ultimissima BBS, banca dati elettronica attualmente italiana ancora attiva, cioè in Italia le BBS poi piano piano con l'avvento di internet hanno chiuso tutte, anche io diciamo chiusi la BBS a ridosso degli anni 2000, la mia BBS era gestita con CNET Pro BBS 3.x e diciamo gestita completamente su Amiga 4000 alla fine, quando poi spensi l'Amiga 4000 e poi feci la BBS sul web rfsoft.it che però durò solo 2 anni, già alla fine del 2001 spensi tutto, server e ambaradam, che ricordava molto Facebook, molto molto prima che arrivasse Facebook, ok? E quindi qui dice cosa puoi fare oggi con un computer del 1982? Una cosa che si può fare senz'altro è connettersi a Retro Campus BBS che contiene un sacco di informazioni e ultimamente hanno addirittura fatto un porting sulla BBS di ChatGPT.
ok? Quindi collegandovi alla BBS, quindi al server della BBS, voi potete vedere chat GPT per esempio sul vostro Commodore 64 e vedete qui quanta gente c'era addirittura davanti a un monitor a tubo catodico. Bellissima questa foto perché vi fa vedere che i monitor a tubo catodico ancora funzionano, ancora esistono e si possono ancora collegare a dei computer per fare qualcosa. Vedete? Allora, l'hardware per Commodore 64 si trova di tutto, si trova anche la Wi-Fi, per carità, si trova che poi sono tutte schedine addirittura che vanno nell'expansion port, si trova di tutto, si trovano anche le schedine Ethernet per attaccarli direttamente il 64 in rete via cavo Ethernet. Okay? Si trova un po' di tutto, c'è la Super CPU, anche se non si trova magari quasi più la Super CPU. E qui è bellissimo vedere il Commodore 64 su Retro Campus BBS, archeologia informatica. Andate a vedere, sì, anche il canale di archeologia informatica. Man mano che mi vengono in mente, io ve li dico, i canali YouTube che conviene andare a visitare. Oh, guardate altri Commodore 64 in quest'altra pagina, sempre connesso con Retro Campus BBS. Io nel caso mi sarei connesso con un'Amiga, con il programma terminale di Amiga, però pure col Commodore 64 io ho ancora l'adattatore telematico, addirittura con la presa tripolare. Io avevo fatto addirittura un adattatore perché all'epoca neanche si trovavano questi adattatori. Allora che avevo fatto? Avevo preso una femmina tripolare, avevo attaccato i due fili bianco e rosso e l'avevo fatti diventare, diciamo, una femmina per il cavo RJ11 che poi andava al muro. Quindi quando vennero tolte le prese tripolari dai muri dentro le case e vennero sostituite dal plug RJ11, io andavo direttamente, diciamo, senza tagliare il cavo originale del modem del Commodore 64, quello che poi veniva chiamato l'adattatore telematico, senza tagliare quel cavo, io lo mettevo dentro questa femmina a 3 poli, diciamo quella tripolare fatta con 3 poli, e poi diventava tranquillamente una femmina RJ11 che andava poi nel muro con un cavo a 6 poli. E niente, andiamo avanti. Qui si parla sempre di ciò che si può fare oggi con un computer anni 80. Ok? Bellissimo questo articolo, sarà tutto da leggere. Io questa rivista l'ho presa ieri, quindi ancora non l'ho letto, ma vedo però che si ripete dovunque questo logo che adesso sta diventando iconico, di questa BBS, Retro Campus BBS. Oh, riparazione di un Commodore PET, quarta parte. Riparazione di un Commodore PET, quarta parte. Interessante anche vedere come 6502 CPU, come si ripara un Commodore PET. Diciamo, ecco tutti i processori, diciamo come è composto un Commodore PET. Ricordiamo che il Commodore PET è uscito anche prima del Commodore 64. Io ne ho uno o due, mi ricordo, dei Commodore PET. Mi pare che uno ce l'ho con tutto il monitor e uno senza monitor. Questi tra l'altro venivano dati per forza col monitor perché avevano una forma particolare, questi monitor, che ci andavano appoggiati sopra, diciamo, all'unità centrale, e quindi erano particolari. Uno mi pare che ce l'ho senza monitor di questi Commodore PET. Oh, Amiga 600. Allora, l'Amiga 600, parliamo un po' dell'Amiga 600, un amore e odio, se si può dire. Io ne ho due di Amiga 600, uno lo comprai già con l'hard disk e se non ricordo male era da 40 mega, con l'hard disk interno IDE da 40 megabyte, e l'Amiga 600 era comodo perché era un 500 di dimensioni molto molto ridotte, quindi senza tastierino numerico, la possibilità di essere espanso ed accelerato tranquillamente anche con CPU 68020 e 68030 Motorola, quindi con le acceleratrici ne uscirono di acceleratrici per l'Amiga 600, uscirono pure un sacco di espansioni di memoria,
perché era una unità molto versatile, aveva già 1 mega di chip, si poteva mettere anche un altro mega di fast, arrivavi a 2 mega di RAM e ci si potevano fare parecchie cosette con questa macchina dalle dimensioni molto compatte, aveva già tutte le porte che aveva anche l'Amiga 500, quindi seriale, parallela, la seriale per il modem, diciamo così, la parallela per le stampanti, gli scanner e via. Aveva le 2 porte joystick per giocare in 2 contemporaneamente, aveva la porta monitor, quindi l'uscita, quella col cavo dedicato Amiga, aveva ovviamente l'uscita RF, aveva anche l'uscita audio destro-sinistro con i pin jack. Diciamo era un bel computer, mi pare che usciva direttamente già col Kickstarter 2.x, quindi con il Workbench 2.x, e quindi era una bella macchina perché aveva anche il controller IDE on board, quindi aveva diciamo il contatto a 44 poli per gli hard disk IDE da 2,5 pollici. Perché 44 poli e non 40? Gli hard disk interni dei PC portatili dell'Amiga 1200 o dell'Amiga 600 avevano 44 poli, di cui gli ultimi 4, uno era non collegato e gli altri rappresentavano l'alimentazione. Ok, quindi erano i 40 poli classici del connettore IDE più altri 4, di cui uno era non connesso, non collegato, e gli altri 3 erano l'alimentazione, negativo, più 12 e più 5 mi sembra, una cosa del genere, ok? Se non ricordo male. Ok, e quindi qui questa Amiga 600 poteva essere acquistata già con l'hard disk, oppure uno si poteva comprare l'Amiga 600 liscia, e poi però doveva comprare a parte il cavetto, perché non veniva dato insieme il cavetto per connettere l'hard disk. Era un cavetto doppia femmina 44 poli, ultra denso perché era molto più stretto del cavetto quello da 40 poli IDE, ed anche molto più stretto del cavetto 40 poli IDE ultra wide, quello che abbiamo visto che ha 80 poli, ok? L'abbiamo visto in un'altra mia live, ve ne ho parlato dei cavetti DMA, ultra DMA, ATA 33, ATA 66, ATA 100, che differenza c'è, perché usare cavetti diversi, che differenza c'è tra un cavetto e un altro. Insomma, ve l'ho fatti vedere, ci sono i cavetti a 40 poli standard e quelli della stessa identica grandezza, però sono 80 poli. In questo caso abbiamo 44 poli, ultra wide, quindi molto ristretto, il connettore diventa molto più piccolo, quasi la metà di grandezza del connettore 40 poli classico degli hard disk da 3 pollici e mezzo. Quindi diciamo gli hard disk da 2 pollici e mezzo sono molto più piccoli e più compatti e vanno tranquillamente dentro l'Amiga 600. Vi faccio rivedere questa pagina molto bella che fa vedere questo Amiga 600, che all'epoca anche fu un successo. La visione di Simon Goodwin: quando i programmi finivano impantanati, c'era qualcuno sulle più importanti riviste di settore che aveva sempre la soluzione. Ed ecco lì sotto vedete uno ZX Spectrum con i tasti in gomma, scusatemi, ma ho un mal di gola terribile, però oggi volevo per forza fare questa live, quindi se ho la voce un po' strana è perché ho la gola in fiamme, veramente mi sono messo un bel po' di propoli, spero di riuscire a resistere ed arrivare in fondo a questa live. Ecco altre 2 pagine sempre dedicate, la dedizione di una vita, ok, touch tape, andiamo avanti, qua c'è un altro Spectrum, e qui c'è la pubblicità di Retro Computer con l'abbonamento che potete fare. Vi avvicino il QR code qualora vi possa essere utile, se la telecamera lo mette a fuoco vi può essere utile. E questo è il QR code per fare l'abbonamento a 49,90 invece di 77,40. Potete fare l'abbonamento direttamente sul sito di Sprea o inquadrando quel QR code, e poi ci sono anche i numeri
di telefono da telefonare, vedete? Centralino, ok, c'è WhatsApp e c'è il sito sprea.it/retrocomputer. Potete pagare anche comodamente con PayPal. Trattandosi di 50 euro potete fare pure le 3 rate che vi mette a disposizione PayPal. L'hardware dello Spectrum, ed ecco un po' di schemi elettrici che non fanno mai male, diciamo, tutti quelli che si accingono oggi a riparare qualcosa vanno alla ricerca come prima cosa dello schema elettrico di ciò che devono riparare. Lo fanno un po' tutti, diciamo, gli appassionati di elettronica, perché avere lo schema elettrico significa lavorare molto di meno sulla scheda, vedere dove passano dei segnali, dove dovrebbero stare delle tensioni, che tensione ci dovrebbe stare su un determinato punto della scheda, è una cosa importantissima. Quindi gli schemi elettrici, che addirittura prima venivano dati insieme al bene che si acquistava, se tu acquistavi un amplificatore, una piastra, un computer, spesso c'era anche nel libretto tecnico anche lo schema elettrico, anche dei televisori. Guardate, qui ci sono tutti questi schemi elettrici che sono di un'utilità incredibile. Questi schemi elettrici, per chi ripara queste macchine, sono un sacro graal, se così le posso definire. Ok, e qui ci sono delle foto ingrandite addirittura dei componenti elettronici di questo Sinclair, di questo Spectrum, diciamo, vedete? Quindi molto molto piena di informazione. Va puro, la rivoluzione del sollevante. Un giapponese medio conosce tra i 2500 e i 3000 kanji, anche se ne bastano solo 2136 per conseguire un diploma. Guardate un po', vi voglio far vedere bene questa immagine, guardate che spettacolo, ve la faccio vedere bene, guardate. Mia figlia sta studiando il giapponese, ha fatto già un corso l'estate scorsa, adesso vedremo se l'estate che verrà c'è un corso un po' più avanzato di quello che ha fatto l'estate scorsa, perché a lei piace tantissimo il Giappone, gli piace anche la lingua giapponese e quindi se la sta studiando per i fatti suoi. Ok, non so se la live sta scattando, boh. Comunque c'è gente connessa, quindi io vado avanti. Made in Japan, ed ecco un po' di computer made in Japan, per quanto negli anni 80-90 parecchio materiale veniva costruito lì. Made in Japan. Vado un po' più veloce perché mi sto soffermando un po' troppo, visto che dopo mi voglio soffermare un po' sulla parte dedicata alla Sun Microsystem. Oh, guardate dei vecchi anche PC portatili, chi si riscorda? Io mi ricordo pure dei PC che avevano la piccola stampantina, tutto dentro una valigetta, una 24 ore, c'era il PC, tu aprivi la 24 ore, sopra c'era un monitor, laterale c'era una stampante, poi c'era l'unità centrale e poi una piccola tastiera, tutto dentro una 24 ore, che uno andava in giro sembrava una 24 ore, invece era un PC portatile. Minitel, l'internet francese degli anni 80. L'altro ieri, per l'esattezza, ho rivisto un film iconico da cui è nato, per me è nata la passione, da cui quando sono uscito da quel cinema, che vidi al cinema quel film, qualcosa cambiò. Mi riferisco ovviamente a War Games, Giochi di guerra con Matthew Broderick, il film che diciamo ha dato inizio a tutto. E c'era nel NORAD, lì nel Cheyenne Mountain, c'era questo enorme computer definito lo WOPR, War Operation Plan Response, che era un computer che aveva giocato la terza guerra mondiale centinaia e centinaia di volte, analizzando i dati che allora gli potevano pervenire, quindi che ne so, le abitazioni distrutte, diciamo le vittime, quindi
diciamo, gli armamenti del nemico, gli armamenti propri, eccetera, in base a tutte le condizioni climatiche, il vento, la temperatura, in base a tutte queste informazioni lui giocava la terza guerra mondiale centinaia e centinaia di volte, come se fosse un gioco di scacchi, diciamo, e quindi valutava le perdite, calcolava se si poteva vincere, e quindi diciamo era un super computer per l'epoca dedicato proprio a questo, ed è un film bellissimo che a me ha cambiato la vita. Dopo quel film niente fu più lo stesso. Ecco, andiamo avanti. Molto bella questa rivista, qui si parla addirittura di Intel. Intel ancora oggi, diciamo, leader per quanto riguarda anche AMD, per carità, però Intel per i processori stabili, server eccetera è ancora leader, non c'è niente da fare, per quanto anche i processori AMD sono molto molto buoni anche per videogiocare, per elaborare in 3D, sono, diciamo, sono considerati anche più veloci nei calcoli rispetto agli Intel, però gli Intel da canto loro sono considerati più stabili. Oh, qua si continua, il manuale del Simon Basic del Commodore 64. Il Simon Basic l'ho utilizzato, come ho già detto, dentro, durante altre live, l'ho usato tantissimo, l'ho usato il Simon Basic, e questo corso mi fa fare appunto un tuffo nel passato, perché io l'ho abbandonato oramai tantissimi anni fa. Già negli anni 90 io programmavo in Clipper, CX, DB2, sui primissimi, diciamo, primissimi Pentium, ma anche sui 486 DX2, DX4, io lì programmavo in Pascal, Turbo Pascal e Clipper, con la grafica ovviamente molto limitata, però una grafica che c'era, si poteva usare, e quindi io accedevo a dei database tramite programmi Pascal, Turbo Pascal e Clipper, anche CX, e quindi riuscivo a fare delle query molto molto avanzate, riuscivo a fare diciamo, visualizzazione a schermo di parti, di campi di questo enorme database, che poi tra l'altro quando fece il militare addirittura risiedeva sul mainframe, e io invece il programma ce l'avevo su un PC connesso al mainframe tramite delle interfacce, e quindi andavo a pescare dei dati su mainframe interfacciando questi dati con un PC. Pensate un po' che roba che mi ero inventato durante il servizio militare. Aviere scelto ATI, assistente tecnico informatica, che poi mi sa che se io ero aviere scelto mi congelai come primo aviere. Vabbè, un altro Commodore 64. Onnipresente questo Commodore 64, tra l'altro Popeye, braccio di ferro, in un'altra versione rispetto a quella che siamo abituati a conoscere, dove c'era Olivia che tirava i cuori, o le note musicali, diciamo. Questo invece è Popeye nello spazio, vedo qualcosa di un gioco nuovo, diciamo. Quindi qui c'è addirittura un VIC-20, vedete, un Commodore VIC-20 con altri giochi, e questo è dedicato proprio l'Homebrew Channel, che è conosciuto. Ci sono gli Homebrew Channel per qualsiasi macchina e per qualsiasi console. Quindi The Italian Crackdown, sembrava un episodio di Black Mirror, ma è avvenuto davvero proprio qui da noi. The Italian Crackdown. Stava succedendo ovunque, chiedevano loro i contatti e temeva che sarebbero andati a perquisire anche lui. Special Play Games, e qui c'è un numero di Special Play Games che al giorno d'oggi sono considerati giochi pirata per eccellenza, perché venivano pubblicati e distribuiti in edicola quando i giochi contenuti dentro non venivano pagati diritti né niente, ma all'epoca era tutto sul nascere. Cioè, prima del 64 c'erano stati un VIC-20, qualche Spectrum venduto, ma prima del 64 non c'era mai stato un boom
degli home computer, quindi la pirateria, tra virgolette, non esisteva prima del 64. Col 64 e con queste riviste si può dire è nata la pirateria. Poi in quegli anni è nata anche la pirateria Mixed by Harry, ne ho parlato tanto, delle audiocassette. Piano piano, con l'avvento dei videoregistratori, la pirateria delle videocassette, poi con l'avvento dei CD, la pirateria dei CD audio, con l'avvento dei DVD, la pirateria dei DVD, con l'avvento dei DVD, dei CD, che altro volevo dire? Vabbè, insomma, abbiamo piratato un po' tutto, dai, diciamoci la verità. Dico abbiamo perché chi... Ah, i dischetti, mi mancavano, con l'avvento dell'Amiga, i dischetti da 3,5 pollici, tutti i dischetti da 3,5 pollici si trovavano vuoti e quindi quelli vuoti li riempivi e te copiavi i giochi o i programmi che ti potevano servire dall'amico, dal vicino di casa, dal compagno di banco, eccetera. Quindi diciamo c'era questa diffusione di software, musica e video che era una cosa incredibile in quegli anni, e poi piano piano fecero tutte leggi ad hoc per proteggere il diritto d'autore, che andava tutelato, assolutamente, pienamente d'accordo che andava tutelato il diritto d'autore, ok? ICS, Italian Cracking Service, erano un gruppo di ragazzi che craccavano i giochi per Commodore 64 soprattutto, qualcuno anche per Amiga, ma ICS regnava sul Commodore 64, Italian Cracking Service. Oh, e qua siamo arrivati alla Sun, vedete? Allora, che cosa dire della Sun? Io quando lavoravo in Ericsson c'erano queste macchine, sia workstation che server, che a parte che costavano uno sproposito, ma erano utilizzate maggiormente per fare sviluppo software e test hardware veramente importanti a livello semiprofessionale o anche professionale. Ok? Sun è stata per anni simbolo di stabilità e di macchine veramente basate ovviamente su sistema operativo Unix. Ok, Unix, tra l'altro c'era anche una versione prettamente della Sun di Unix, e quindi erano delle workstation veramente potentissime, ok? Nella nostra rubrica delle workstation, questa volta dedicata a Sun Microsystem. E niente, praticamente io andavo a fare assistenza e noi avevamo delle Sun addirittura un po' più piccoline, ricordavano quasi un Mac mini, che gli facciamo fare da print server, cioè ci attaccavamo sulle parallele 4-5 stampanti e poi questa Sun attaccata in rete faceva da print server e distribuiva le stampe che venivano inviate dagli utenti alla rispettiva stampante, se era una stampante ad aghi, che ne so, a 80 colonne o a 120 colonne, se era una laser, se era un aggetto di inchiostro, ok? E mandava, appunto, smistava queste stampe, ed erano dei print server molto molto buoni e stabili, devo dire la verità. Vedete, sono questi qua quelli a cui mi riferivo, che facevano anche da print server, questi quadratozzi qua che ricordano molto un Mac mini, sono un po' più grande di un Mac mini, però erano molto molto buone. Poi c'erano altre Sun, tipo, ecco qua non ci sono, no, lo vedremo. Ah, ecco, questa è la Spark Station, se non mi ricordo male, sempre della Sun, e ce ne avevo tantissime, queste ne gestivo anche io tantissime per il supporto. E poi la Sun era talmente buona come macchina, talmente stabile, versatile, che guardate un po' chi è che ne usò. Leggete che c'è scritto lì c'è scritto Pixar, la Pixar che poi si unì con la Disney, venne acquisita dalla Disney, e che faceva cartoni animati, utilizzava parecchie workstation della Sun, che poi si andavano ad interfacciare con i grandissimi server che aveva la Pixar. Ricordiamo che la Pixar insieme alla Industrial Light and Magic erano due grandissime società dedicate solo ad effetti video. Tutti i più grandi colossal, i più grandi film che abbiamo visto, soprattutto di fantascienza, negli anni 80-90, soprattutto negli anni 90, per esempio Terminator 2,
hanno fatto i loro effetti speciali utilizzando macchine tante volte dell'Industrial Light and Magic, tante volte che era di George Lucas e tante volte della Pixar, ok? Quindi erano diciamo, delle società che avevano investito tutto nella stabilità delle loro server farm e delle loro workstation su cui andare ad elaborare, a pianificare un effetto video qualsiasi, siano essi 3D, 2D, lì si lavorava di grafica a livelli enormi, ok? Quindi sia alla Pixar che all'Industrial Light and Magic, che venne fondata poi da George Lucas, proprio perché gli effetti speciali di Star Wars, farli fisicamente costava parecchio e ci voleva un sacco di tempo. Andare poi invece ad elaborare in digitale le immagini risultava essere molto più versatile, diciamo meno impegnativo dal punto di vista materiale, però bisognava avere delle conoscenze molto approfondite sia del software che dell'hardware che si andava ad adoperare per ottimizzare, diciamo, tutto quello che si andava a fare, proprio per metterci meno tempo possibile, poi perché le macchine dell'epoca, per quanto ottime, erano pur sempre lente come capacità di calcolo rispetto a quelle che abbiamo oggi. Noi oggi vediamo su YouTube, viene pubblicato di tutto fatto dagli utenti, perché abbiamo già dentro le nostre case a disposizione delle macchine che sono super veloci. Già gli ultimi AMD o gli ultimi Intel, i 5, i 7 di ultimissima generazione, hanno talmente tanti core dentro che possono essere, diciamo, paragonati a quelle server farm che occupavano centinaia di metri quadri di spazio, ok? Mentre adesso tutto quanto sta in un quadratino così piccolo, e quindi, diciamo, poi la stabilità era data da macchine ingegnerizzate per stare sempre accese e per non bloccarsi mai, per non dare mai problemi, diciamo, né hardware né software. Quindi erano macchine, queste della Sun, molto buone, di qualità molto elevata, ok? Quindi dedicate soprattutto a utilizzi professionali o semiprofessionali, insomma, molto buone queste macchine. Eccola, questa qua era il towerino, di questi ce ne dovrei avere ancora un paio da qualche parte, questo towerino così. Però la Sun, io giù ho un monitor della Sun che però mi sa che qualche condensatore si è cotto, perché alcuni colori sfarfallano, non è che non si vedono ma sfarfallano, quindi, e c'erano tutti i contatti loro, pure i monitor della Sun avevano dei contatti particolari. I monitor della Sun, per chi ce li ha, sono monitor che avevano dei tubi catodici all'avanguardia, perché venivano presi dei tubi catodici migliori che c'erano sul mercato. Tanto si sapeva che diciamo, il materiale, l'hardware della Sun costava un sacco di soldi, quindi andare a pagare magari pure il doppio un tubo catodico, tanto il monitor poi tu lo facevi pagare il doppio. Quindi si sapeva, e ci lavoravano anche con questi monitor in ambiente dove si stampavano riviste e dove si lavoravano, diciamo, riviste di qualsiasi genere. Quindi sì, insieme alla Apple anche la Sun è sbarcata, diciamo, sull'ambiente grafico, ok? Però la Apple, ecco, la Apple bisogna dargli merito che curava anche tantissimo il suono, mentre la Sun per il suono era un po' più marginale, ok? Mentre la Apple stava già in tutti gli studi di registrazione, abbiamo visto negli studi di registrazione c'erano tutte macchine Apple. Andiamo avanti, la famiglia del Kyotronic 85, mi fa tanto male la gola, quanto manca, siamo oltre metà della rivista, eccolo qua, il Kyotronic. Guardate un po', bella questa rivista, mi fa piacere averla presa, anche questo numero 8, ripeto, lo trovate in edicola. Adesso vi zoom, vai regia, vai con lo zoom, guardate questo è uno dei primissimi modem, si vede anche nel film War Games, giochi di guerra, ok? Questo modem che cosa faceva? Tu ci poggiavi sopra la cornetta che era attaccato poi all'apparecchio telefonico normale di casa, e quindi poi era l'apparecchio telefonico ad essere connesso alla linea. Tu attaccavi questa cornetta
ovviamente c'era un microfono da una parte e un altoparlante dall'altra, e questo modem vi permetteva di connettervi alla rete, ok? Alla rete telefonica, ovviamente. E quindi tramite un sistema tonale di suoni, quindi diverse frequenze, di suoni diverse frequenze, praticamente venivano gestite dai server, quindi dai due modem, venivano modulati e demodulati quasi in tempo reale, diciamo in tempo reale, e si mettevano in comunicazione, diciamo, un PC, diciamo, più che PC personal computer, quindi un'unità con un'altra unità che era connessa poi a tante altre unità. In modo più semplice così non mi viene da dirlo. Cioè, quindi questo modem che avete visto, che vi ho fatto vedere, metteva in comunicazione tramite la linea telefonica, tramite dei segnali audio, due unità, ok? Che modulavano e demodulavano in tempo reale dei segnali audio, una specie come faceva anche il Commodore 64 con il suo datasette, che quando doveva leggere ascoltava i suoni, quando doveva andare a registrare li produceva i suoni li andava a registrare sul nastro magnetico. Che ne so, voi avevate scritto un bel programma, lo volevate salvare sul nastro magnetico, save, virgolette, nome file, chiuse virgolette, invio, press record and play on tape, e lui andava a registrare su cassetta il vostro programma sotto forma di segnali audio. Ok? Andiamo avanti. Ed erano gli albori del backup sul nastro. Cioè il dataset per me non è altro che un'unità di backup per Commodore 64. Il dataset io l'ho sempre visto così. Unità di backup sequenziale a nastro. Oh, mi si è scurita un attimo la videocamera. Fran Computer Magazine. Guardate, eccoci qua. Vado un po' più veloce, Eccoci qua. Andiamo avanti, andiamo avanti. Qua ci sono un po' di riviste, un po' di cassette. Le cassette venivano utilizzate un po' per tutto all'epoca. Quelle che noi definiamo audiocassette, ma si chiamano compact cassette, cioè cassette compatte, perché prima di queste cassette c'erano le stereo 8 che erano gigantesche rispetto a queste cassette compatte che venivano utilizzate sia per Commodore 64, VIC-20, Spectrum, quindi per memorizzare dati e anche per memorizzare musica. Quindi la storia dei browser. Allora, il browser, come vi ho detto, io uno dei primissimi fu Netscape Navigator, ma ancora prima io mi connettevo tramite il modem a internet con l'Amiga, prima addirittura col 500 e poi con l'Amiga 4000. Mi connettevo a internet, c'era iBrowse, mi pare, iBrowse su Amiga. Second Life, ci fu un periodo degli anni in cui questo Second Life ebbe un successo mondiale, poi un po' è andato nel dimenticatoio. Era un gioco di simulazione di vita reale, Second Life, e quindi vabbè, ha lasciato un po' il passo, come un po' parecchie cose. Ieri parlavamo sempre, anzi saluto pure tutti gli amici di Morena, che si parlava anche diciamo del Pokémon Go, un altro che ha avuto un successone enorme quando uscì, e poi adesso ce lo siamo un po' tutti dimenticato come videogioco, andare in giro per il mondo a cercare i Pokémon da catturare. Ma dai che siamo addirittura d'arrivo di questa rivista. Oh, supereroi a 8 bit, supereroi a 8 bit. Allora, guardate, guardate, spogliamo insieme questa bellissima rivista numero 8 di Retro Computer 1980-2000, i PC che hanno fatto la storia continua. Quindi questa rivista, oh, e qui potevano starci il dataset parlando di
andate a cercare il canale di Computer Nostalgia 8090, mi raccomando, Computer Nostalgia 8090, ok? Vale la pena andare a vedere e andare a iscriversi al canale di Computer Nostalgia 8090, ed ecco, diciamo, il loro canale si presenta proprio così, ok? Guardate che bello che è questa foto, ed è proprio così il canale di Computer Nostalgia 8090, un bellissimo canale YouTube, ok? E poi c'è sta la ESOCOP, un'altra manifestazione, ESOCOP, ma io mi ricordo anche l'ENADA. L'ENADA era diciamo l'evento dedicato al videogioco da bar, soprattutto l'ENADA. Si faceva a Milano l'ENADA, ma c'era anche la versione di Roma, spesso e volentieri c'era l'ENADA a Roma, alla Fiera di Roma, bellissima l'ENADA, davano anche un sacco di gadget durante l'ENADA, tutte le varie case che producevano videogiochi, flipper e tutte queste cose qua. L'ENADA rimane nei nostri cuori, però purtroppo io ho visto che gli eventi al giorno d'oggi non sono gli stessi che c'erano allora, non lo so perché. E questo è le quotazioni dei retrocomputer, quanto valgono e quanto dovreste chiedere se lo volete vendere o quanto dovreste pagare se lo volete acquistare, ok? E queste sono le ultime due pagine con quello che ci aspetta nel prossimo numero. Vediamo se c'è scritto quando esce. Allora, in edicola dal 20 dei mesi dispari, ok? Dal 20 dei mesi dispari, quindi 1, 3, 5, 7, 9 e 11 anche, quindi pure a novembre esce. Retro Computer, bellissimo, bellissima rivista, devo dire la verità. Abbiamo sfogliato in un'oretta senza colpo ferire, ed è un numero molto molto interessante e pieno di articoli. Ciao Willy, benvenuto da Facebook. Willy, ciao. Siamo addirittura di arrivo anche di questa live dedicata allo sfogliamo insieme di Retro Computer. Allora, addirittura d'arrivo io volevo anche dedicarmi, questo me l'ha regalato, pensare un po', per la festa del papà, mia figlia, e io ancora non l'ho aperto perché lo volevo fare in live insieme a voi. E allora io, coltellino rosso, andiamo a tagliare questi adesivetti, ok, e andiamo a vedere cosa contiene questa confezione. Andiamo ad aprire in live. Io ho una sola telecamera, quindi faccio di quelle buone, perché l'altra poi la uso solo per ok, tutto giallo qui, guardate un po' qui, tiro così, guardate che esce da qui dentro. Allora, ecco, questo non lo so chi lo legge, ma neanche se avevo 20 anni riuscivo a leggere, ecco, forse così lo leggo. Lo posso mettere vicino alla telecamera e lo leggo. Vediamo se c'è in italiano, va. Allora, important, in inglese c'è important warning. Oh, descrizione dei pulsanti, questo è in lingua italiana, ragazzi, c'è in italiano, c'è, guardate, ottimo, quindi di qua deve cominciare l'italiano. Ecco, mini videogioco arcade. Va bene. Allora, questo è il mini videogioco arcade.
qui ci andranno le pile e qui c'è l'interruttore. Proviamo a girare l'interruttore, ma tanto mi sa che on, mi sa che non ci sono le pile, quindi no, vanno messe le pile qua. Aspettate un attimo, proviamo. C'è una vitarella molto piccola, ma la vitarella non è un problema. Vediamo. Allora, ho i cacciaviti da orologiaro, ma non sono un orologiaro, però con questo riesco ad andare a svitare questa vitarella, ok, senza fare danni, anche perché non so neanche se ce l'ho. 3 mini stilo, andiamo a vedere se ho 3 mini stilo, dai. Ma ho trovato queste molto cinesi, ho trovato queste Teddy High Power Battery, 3 euro tutte queste batterie, 10 per AAA, 3 euro, me ne servono 3. Coltellino fatato, coltellino magico, coltellino 3. Ammazza, ma come l'avete impacchettate? Oh, ma che qualcuno si rubava queste batterie? Mortangoli Eris. Allora andiamo a mettere 1, 2 e 3. Poi devo levare l'adesivo. Vedete qui davanti c'è un adesivo, questo è un adesivo disegnato. Football c'è. Non riesce più a mettere a fuoco. Oh, coscio. E volevo far vedere che giochi c'erano. Vabbè. Arachnofobia, ho letto. Raiden. Seawolf. Ma quanti sono? Mutant Maze, ma che è? Impossible. Vabbè. Poker. Ma quanti sono? Sto vedendo quanti sono, ma sono finiti. Ma perché non me lo mette a fuoco? Sto a 93, eccolo, guardate. Guardate. Mani moltangolieri.
Non ne stiamo a far vedere alcuni, Veramente ci stanno 250 giochi qua dentro, Ah, ecco. Basta. Giochiamo all'ultimo. Reset, start e volume. Oh. Questo lo devo far vedere, Cioè, è incredibile sto coso. Oh, c'è troppa luminosità. Non riesce a metterlo a fuoco perché è troppo luminoso. Mi devo attrezzare, devo fare una live dedicata a sto attrezzo. Si può pure abbassare il volume. Vabbè, mi ha rotto, ma... Vabbè, non ho giocato, vediamo un attimo. Round 1. Ma mi sta sfondando. Però si vanno pure in diagonale, oh. Poi con le dita mie giocare a sto gioco è qualcosa di spettacolare, Utia!
Vabbè, c'è pure un gioco di botte tipo Street Fighter. Andatevene per un'idea, dai. Questo è Street Fighter 2 Turbo EX Enhanced. Va bene, va bene, va bene. Chiusa parentesi. Allora, abbiamo sballato insieme l'arcade mini, funziona perfettamente. Dove lo metto? Dove lo metto che si vede bene qua? Con la musichetta Dino Nino Nino Nini, 8 bit, 3 bit, 2 bit, 4 bit, 1 bit aggiudicato. Un bit aggiudicato. Ragazzi, grazie di essere stati qui con me questa mattina. Sono le ore 12:10 di questo 22 maggio 2025. Abbiamo sfogliato insieme l'ultimo numero che trovate ancora adesso in edicola di Retro Computer numero 8. Si va ad aggiungere alla mia collezione di queste riviste iconiche degli anni 80-90 e anche 2000, diciamo, Si parte dagli anni 80 fino agli anni 2000, proprio come le mie tre passioni, quindi Reni Retro per il retro gaming, Reni J per la musica, quindi vinili, cassette, CD e via, e per quanto riguarda Reni Toons, i cartoni animati e fumetti, manga, anime, come li volete chiamare. Grazie mille di essere stati qui con me, una live di poco più di un'oretta, proprio perché abbiamo diciamo aperto insieme questo arcade mini. Volevo farvi vedere però pure se riesce a mettere a fuoco, ma come no, dai, non mi tradire, videocamera. Devo ancora capire come funziona la messa a fuoco di questa videocamera. Vedete che poi Legami Milano, arcade mini, come forma ricorda molto, vai col 3D, quello che vedete non esiste, è stato fatto tutto con Real 3D su Amiga 500 Plus. Guardate come gira in tempo reale questo oggetto, guardate, è tutto 3D, non esiste questo oggetto, nella realtà sta girando in 3D tramite il computer. Guardate come gira in 3D, è tutto 3D. Volete vedere un'altra cosa? Lo accendiamo e lo facciamo girare in 3D da acceso. Guardate che rotazione 3D. Guardate. La rotazione 3D in tempo reale con focatura messa a fuoco in tempo reale, real time. Vabbè, bando alle ciance, alle stupidaggini. Pam! Ok? Non mi resta che ringraziarvi e augurarvi buon pomeriggio, buon pranzo a chi sta andando a pranzo. Allora, intro, sigletta, Reni J, Reni Toons. Allora, Reni J, Reni Toons. Allora, Reni Retro. Ok. Allora, andate a visitare. Zitto. Allora, andate a visitare il primo dei miei siti, che è classe74.it, in cui troverete tante pagine nascoste di Amazon. Poi, se siete appassionati di magliette, andate a cercare magliettevintage.it. Se vi piacciono i Lego, c'è legolando.it. Se vi piace la galassia lontana, quella di Star Wars, c'è starwarsstore.it. Per gli appassionati di musica ce ne sono due di siti. Uno è quello a cui sono molto affezionato, che è renijstore.it, e l'altro è per i collezionisti come me di musica in vinile su dischi 33-45 giri, che è il mondo del vinile.it. Ok, andate a visitare i miei siti. Se dovete fare acquisti su Amazon, partite da lì. Grazie mille di essere stati qui con me. Buon pomeriggio, buon pranzo per chi va a pranzo. Ciao a tutti, alla prossima live. Un saluto da Reni Retro.